il Consiglio dei Ministri più difficile del governo giallo-verde, tensione al massimo sul tema dell'autonomia tra Lega e Movimento 5 Stelle. €1 se si preleva alle poste, €1,75 negli altri istituti bancari. Sul reddito di cittadinanza si paga una commissione. I sindacati paradossali pagare un balzello su un sussidio. Siamo a 220, poi lo schianto fatale in autostrada insieme all'amico. 35enne padovano muore in un incidente dopo la diretta Facebook. 20enne violentata da 2 giovani che la stessa vittima ha descritto come dell'est Europa. La violenza nel giardino di una discoteca di Marghera, indaga la polizia. Omicidio volontario aggravato è l'accusa contro il 91enne che ieri mattina a Silea ha ucciso il genero con una fucilata. Anni di litigi tra i due, per molti una tragedia annunciata. Dopo aver convalidato l'arresto, scarcerato l'autista che ubriaco ha provocato l'incidente dello scuolabus. Stamattina il sindaco in pullman con gli alunni feriti. Pieve dal Pago, ieri la pioggia ha fatto cadere circa 100 metri cubi di materiale. Fortunatamente fango e rocce si sono fermate sul muro di contenimento. I cittadini del borgo di Schiucazza continuano a tremare. Parla il giovane trevigiano che passando per caso ha salvato un'intera famiglia da una casa in fiamme. I vigili del fuoco al telefono mi dicevano non entrare, ma ho fatto quello che andava fatto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano la politica, quella nazionale che si intreccia con quella locale, perché il tema dell'autonomia fa salire la tensione già alle stelle in un Consiglio dei Ministri forse il più difficile per il governo giallo-verde. Il ring è pronto, forse il Consiglio dei Ministri più difficile del governo giallo-verde, quello in scena in doppia seduta a 6 giorni dal voto. Il voto già quello che ha spinto a far entrare la campagna elettorale nelle decisioni del governo. Attacchi vicini all'insulto tra Lega e Movimento 5 Stelle in questi giorni, Conte in mezzo nell'estremo imbarazzo e fastidio. A farne le spese, per molti tra i veneti, l'autonomia, apparentemente ma irrimediabilmente sacrificata sull'altare del compromesso tra 2 decreti. Da una parte il decreto famiglia di stampo pentastellato, dall'altro il salviniano decreto sicurezza bis. L'autonomia sarà moneta di scambio per mantenere la pace? Il ministro Elika Stefani, ormai allo stremo, posta su Facebook l'ennesimo sfogo. Stasera i 5 Stelle in Consiglio dei Ministri si prenderanno la responsabilità di negare al Paese una riforma che avvicina finalmente le decisioni e quindi il controllo ai cittadini e che mira a garantire servizi migliori senza sprechi da nord a sud. Quasi alla stessa ora il governatore Zaia, dopo le ultime uscite di Luigi Di Maio e dei pentastellati, la bozza dell'autonomia è una riforma che si vuole fare in fretta per coprire i casi di corruzione nel Carroccio, sbotta. Di Maio, se avesse il coraggio, verrebbe in Veneto, riunirebbe tutti i veneti in una piazza, sono 2.328.000 veneti che hanno votato per l'autonomia, glielo dice in faccia. Sfida consapevole allo stesso Di Maio che proprio in Veneto si trova a gambellare nel Vicentino e replica. Io penso semplicemente che l'autonomia si debba fare, ma la dobbiamo scrivere bene. Perché se c'è una fretta elettorale di farla prima delle elezioni europee, possiamo aspettare una settimana e scriverla meglio. Lo so che i veneti e i lombardi non vogliono aspettare, hanno ragione perché hanno votato un referendum e devono avere l'autonomia, ma così come è scritta non aiuterà né la Lombardia né il Veneto e tantomeno le altre regioni d'Italia. Il botta risposta ormai continua da giorni e sembra il simbolo del castello giallo-verde in bilico. Continua la Stefani nella sua nota. Purtroppo la confusione e la insicurezza preelettorali dei grillini e del loro leader fanno male al Paese. Un giorno dicono che il testo dell'autonomia non c'è, il giorno dopo dicono che fa male al Sud, quindi il testo lo hanno letto, visto che lo criticano. Nell'attesa che si chiariscano le idee, continua, ricordo che i cittadini che hanno votato al referendum e le regioni meritano rispetto. Il ring e i pugili ormai sono pronti. E tra i provvedimenti di questo governo, il reddito di cittadinanza, ci sono polemiche sul pagamento della commissione sui prelievi. Pagare un balzello anche sul reddito di cittadinanza, strano ma vero. Ai titolari della card che utilizzano uno sportello automatico per fare un prelievo, fino al tetto massimo di 100 euro mensili, viene applicata una commissione, come è successo per esempio ad un nostro telespettatore, sorpreso nel vedere che, dopo il prelievo di 100 euro fatto ad un postamat, il saldo disponibile era sceso di 101 euro, come testimonia lo scontrino dell'operazione. Nelle modalità di utilizzo della carta è previsto che se si preleva da uno sportello postamat ci sia il prelievo di 1 euro di commissione, mentre se si utilizzano altri sportelli bancari, sempre ATM, col percorso Bancomat Maestro, ci sia una commissione di 1,75 euro. Nessun errore dunque, tutto previsto dalla normativa e basta leggere sul sito delle poste per trovare la conferma nero su bianco.
La legge non ammette ignoranza, si dirà, ma certo risulta strano e quasi paradossale che il reddito di cittadinanza, uno strumento pensato come sostegno economico, sia soggetto a commissioni come qualsiasi altro conto corrente e che una sua parte, di fatto, vada fuori obiettivo. Finisce alle poste in commissioni, senz'altro. È una cosa un po' contraddittoria perché si cerca di sostenere le persone in difficoltà e poi si chiede anche l'obolo di €1 per ogni singola operazione. È un po' contraddittorio, magari sarebbe il caso di rivedere la cosa, seppur prevista dalla normativa. Al momento, dunque, dalla Commissione non si scappa. L'unico margine di manovra, semmai, sta nella scelta del male minore. Se dovete prelevate le poste, risparmiate 75 centesimi. Al momento mi sento di dire solo questo, seppur dissento da questo tipo di impianto. Chi va alle poste ad incassare il reddito di cittadinanza si vede trattenere €1 per il servizio, a prescindere dall'importo a cui ha diritto, così si scade nel ridicolo. Più che un provvedimento a sostegno del reddito è una misura a sostegno di poste, lo scrive in una nota la deputata azzurra Sandra Savino, candidata di Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione nord-est. Sarebbe bastato, prosegue, stipulare un accordo, ma evidentemente nel trionfo della cialtronaggine a cui ci ha abituato a nessuno è venuto in mente. E novità anche su una delle grandi opere spesso al centro della discussione nell'esecutivo, la TAV, un progetto che a Vicenza ha ancora troppe incognite, tanto che per la prima volta le istituzioni e le categorie economiche hanno firmato un documento a sostegno della stessa opera che verrà inviato al governo. Un documento che è un documento unitario a favore della TAV per la provincia di Vicenza. Un documento unitario a favore dell'alta capacità. È la prima volta che i parlamentari, i sindaci, gli imprenditori e le parti sociali firmano insieme una presa di posizione così forte indirizzata al governo per avere il via libera ai lavori sulla tratta di Vicenza. Per la TAV Brescia-Padova risultano infatti finanziati 5 miliardi fino a Verona. Per arrivare a Vicenza servono altri 2 miliardi e 710 milioni di euro, ma finora ci sono soltanto poco più di 980 milioni. Per attraversare Vicenza poi mancano ancora 656 milioni di euro, per non parlare della prosecuzione fino a Padova, che non è stata né finanziata né progettata. Chiediamo sostanzialmente che la progettazione prosegua, che questo territorio vuole la TAV per la crescita del territorio dal punto di vista economico e sociale e che è necessario cominciare a prevedere un progetto anche sull'8-3 che è praticamente il Vicenza-Padova e che ci vogliono risorse economiche da allocare appunto nel bilancio dello Stato. Oggi è bene ricordare che la TAV non riguarda tanto i treni ad alta velocità che già ci sono, quanto piuttosto il raddoppio dei binari con 2 nuove strade ferrate dedicate ai treni regionali che potrebbero così offrire un servizio più efficiente ai pendolari e ai treni merce perché le aziende possano investire sul trasporto ferroviario alleggerendo le strade e le autostrade dai TIR. È per chi lavora perché abbia un sistema ferroviario più efficiente, più rapido e sicuramente alternativo alla viabilità su gomma. A conti fatti, da quando il governo darà il via libera all'opera serviranno 6 anni per realizzarla nel tratto vicentino. Se per assurdo si aprissero i cantieri oggi, si finirebbe nel 2025. Insomma, si doveva cominciare ieri, invece non si partirà nemmeno domani. A questo punto non si può più perdere tempo. Il futuro è un treno che non aspetta. Apriamo la pagina di cronaca con lo schianto in autostrada costato la vita ad un 35enne padovano morto dopo la diretta Facebook nella quale veniva ripresa la velocità dell'auto e si sentivano appunto i 2 amici in auto che dicevano siamo ai 220 km all'ora. In autostrada nella A1 stiamo andando a Rovigo, ragazzi, abbiamo Gigi la trottola e stiamo andando
La Stiamo morte in andando a diretta su Rovigo, Facebook, ragazzi. una fine assurda documentata con il telefonino. Fausto Dalmoro, 35enne padovano, e Luigi Visconti, 39enne napoletano, ma entrambi residenti a Reggio Emilia, hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato 19 maggio lungo l'autostrada A1 a Modena, all'altezza della zona di Saliceta San Giuliano. La BMW su cui viaggiavano si è schiantata contro il guardrail centrale. Stando alle prime ricostruzioni, i due ragazzi poi sarebbero usciti dall'abitacolo e travolti da un'auto in transito che li avrebbe sbalzati a diversi metri dal luogo dell'incidente. A nulla è valso l'intervento dei medici del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Pochi minuti prima dello schianto, Fausto Dalmoro aveva pubblicato sul profilo Facebook questo video. Racconta il viaggio a folle velocità, chiama il suo amico Gigi La Trottola e poi si vanta della loro corsa inquadrando il tachimetro che indica i 220 km/h. Adesso siamo a 200, in questo istante siamo nella strada pulita, si va. Pulita mentre piove, e guarda la mia macchina come va. È sempre a cannella, frate, non si muove. Parole e immagini agghiaccianti, visto il tragico epilogo. I due ragazzi stavano correndo verso una festa a Rovigo. L'autista, il 39enne napoletano, morto anche lui nello schianto, dice: non ci fermiamo all'autogrill, ci aspettano droga e il resto. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale, che sta ricostruendo l'accaduto per verificare l'esatta dinamica e l'eventuale presenza di altri mezzi che al momento però non risultano coinvolti. La circolazione è stata bloccata per circa 2 ore e si sono formati 2 chilometri di coda in direzione sud. Omicidio volontario aggravato è l'accusa contro il 91enne che ieri mattina ha imbracciato il suo fucile da caccia e ha sparato in pieno volto al genero. È accaduto a Silea, in provincia di Treviso. Dietro all'omicidio sembrano esserci anni di litigi tra i due. C'è un'aria quasi surreale oggi in via Nerbona a Silea. Una tranquillità che stride con il cartello affisso dai carabinieri fuori dall'abitazione di Giovanni Padovan e con le tracce di sangue nella casa accanto, quella del genero Paolo Tamai, 63 anni, ucciso ieri mattina dal suocero 91enne con un colpo di fucile legalmente detenuto. Qualcuno stamane ha legato dei mazzi di fiori sul cancello dell'abitazione della vittima, vicino un'immagine di Gesù. Un ultimo saluto che un amico ha voluto lasciare per dire addio a Tamai. Intanto continua il lavoro della procura. Abbiamo la contestazione di omicidio volontario, il magistrato di turno è andato sul posto, la persona adesso è in carcere con l'accusa appunto di omicidio volontario e adesso cercheremo di svolgere le indagini. Mi pare che sia maturato in un contesto di contrasti abbastanza accesi tra l'autore del reato e la vittima. Domani verrà conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia sul corpo di Tamai. Gli inquirenti attendono anche di poter ascoltare la moglie della vittima, nonché figlia del 91enne, ancora ricoverata in ospedale a causa di un malore avvertito subito dopo l'omicidio. Da quanto emerge, genero e suocero ieri mattina avrebbero avuto l'ennesima discussione, sembra per futili motivi, anche se al momento Padovano non ha voluto spiegare le ragioni del gesto. L'anziano si trova in carcere dove domani alle 11:30 ci sarà l'udienza di convalida. Intanto qualcuno si chiede come fosse possibile che un uomo di 91 anni potesse detenere un fucile da caccia. Se l'arma è regolarmente denunciata, detenuta e non ci sono motivi o l'autorità non è a conoscenza di motivi per i quali procedere a un ritiro prudenziale, evidentemente sì, non c'è nessun aspetto di rilevanza penale. Nel prossimo servizio invece ricostruiamo quanto accaduto ieri mattina a Silea. Uno sparo squarcia la tranquillità di quella che dovrebbe essere una domenica mattina come tante, ma che in via Nerbona a Silea si trasforma nel giorno del dramma. Sono le 9:30 quando Giovanni Padovan, 91 anni, esplode un colpo con il suo fucile da caccia in pieno volto di Paolo Tamai, 63 anni, suo vicino di casa, ma soprattutto suo genero. L'uomo cade a terra privo di vita. Padovan si barrica in casa fino all'arrivo dei carabinieri che lo convincono a costituirsi. L'anziano pochi minuti più tardi confessa di aver sparato al marito della figlia e viene portato via dai carabinieri. Stando alla ricostruzione dei militari dell'Arma, la vittima sta facendo dei lavori in giardino quando il suocero esce di casa. Tra i due inizia una discussione. I vicini racconteranno poi di aver sentito delle urla tra i due. Padovan a quel punto sarebbe entrato in casa, avrebbe imbracciato il fucile esplodendo un unico proiettile contro il genero.
La moglie di Tamai, figlia del 91enne, è la prima ad accorgersi di quanto accaduto. Verrà ricoverata al Cafoncello per un malore. Sul posto arrivano i carabinieri e gli uomini della scientifica. Chi conosceva i due racconta di un rapporto teso tra suocero e genero che andava avanti da diversi anni, ma ancora sconosciuti i motivi delle continue liti. Omicidio di impeto dovute a liti familiari che vanno avanti da molti anni. Possiamo dire solo una comunità sconvolta dall'accadimento, è una situazione ventennale, quindi non è la litigata della domenica mattina per i rumori. Sotto shock Marino Giacomin, socio di Paolo Tamai, è arrivato sul posto, straziante l'abbraccio con Jessica, figlia della vittima. Non ci credo, continua a ripetere Jessica all'amico Marino. Una famiglia distrutta, un'intera comunità sconvolta. La polizia sta indagando su una denuncia di violenza sessuale fatta da una giovane che sarebbe stata aggredita fuori da una discoteca. Una ventenne sarebbe stata violentata nella notte di sabato scorso da un giovane che la stessa vittima è poi riuscita a descrivere alle forze dell'ordine. L'episodio sarebbe avvenuto in una discoteca di Mestre, in uno spazio tra le piste da ballo e la zona bar. Dopo la violenza la ragazza è andata a casa riferendo l'accaduto ai genitori che l'hanno accompagnata in ospedale, dove i medici avrebbero poi informato gli investigatori. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni della ventenne in ospedale, quindi hanno avviato le indagini, ispezionando i luoghi della discoteca e cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La giovane sotto shock sarà risentita nuovamente dagli uomini della squadra mobile nelle prossime ore per chiarire bene tutti i dettagli del suo racconto, mentre le indagini sono tuttora in corso alla ricerca del responsabile della violenza, ma non è escluso che i giovani ricercati possano essere due. Ci spostiamo ora nel Padovano per tornare a parlare dello scuolabus guidato dall'autista ubriaco che si è ribaltato ad Arquà Petrarca. Il sindaco del piccolo comune dei Colli Euganei questa mattina è salito sullo scuolabus con i ragazzi rimasti feriti nell'incidente dello scorso venerdì. Intanto l'autista è stato rimesso in libertà. I bambini li ho visti, stanno tutti bene, ognuno a mostrare la piccola botta che aveva preso, e viva Dio, cose che non dovrebbero succedere, però ecco, ripeto e ribadisco, fortunatamente non è successo nulla di grave. Lunedì mattina Luca Callegaro, sindaco di Arquà Petrarca, è salito sullo scuolabus insieme ai bambini che venerdì pomeriggio sono rimasti coinvolti nel ribaltamento del pulmino guidato da un autista ubriaco. Ancora impauriti ma consapevoli di essere stati, pur nella gravità del fatto, molto fortunati. Il primo cittadino del comune dei Colli Euganei ha deciso di accompagnarli per dar loro un po' di sostegno. Era giusto che ci fosse una figura che gli dava un attimo di garanzia, una figura che conoscono, perché io ho sempre avuto un rapporto molto diretto con tutti, essendo una comunità piccola, vedo un rapporto molto diretto quasi con tutti i bambini. L'autista, arrestato poco dopo l'incidente mentre stava scappando a piedi, aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza, lesioni e violenze. In tribunale si è svolta nelle scorse ore l'udienza. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha disposto che Denis Panduro venga rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Intanto l'appalto alla cooperativa SEAF che gestiva il trasporto scolastico è stato revocato. La situazione ora non è semplice, sono coinvolti anche altri comuni, Cinto e Baone, che usufruivano dello stesso servizio. Con questa ditta noi era anni che lavoravamo e non abbiamo mai avuto problemi di sorta. L'ultimo mese purtroppo era stato sostituito un autista, era arrivata questa persona, adesso stiamo contattando delle altre ditte, vediamo un attimo, hanno dato la disponibilità, il massimo impegno. Non è semplice perché dovremo andare a trovare praticamente 6 pulmini con 6 autisti e quindi adesso la cosa in questa settimana spero veramente di risolvere anche questo capo che vabbè è da risolvere. L'autista era stato assunto solo un mese fa dalla cooperativa che si è giustificata, sostenendo di non essere obbligata a controllare la fedina penale di ogni dipendente. Tutti gli aggiornamenti sulla frana di Schiuccaz subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Di nuovo in diretta
fretta perché il maltempo di queste ultime ore sta continuando a creare problemi, disagi soprattutto in montagna. Tra pochissimo vi aggiorniamo sulla frana di Schiucaz, ma andiamo in una frazione di Alleghe, Vallazza per l'esattezza, dove questa mattina intorno alle 7:45, in un orario di punta per chi si sposta in auto per andare al lavoro, portare i bambini a scuola, un masso gigantesco, lo vedete nelle immagini, è precipitato sulla regionale 203. Il macigno si sarebbe staccato dall'alto dove risiedono le frazioni di Perencina e Doriche, facendo un salto verso valle di una trentina di metri. Nessuno è rimasto coinvolto miracolosamente, visto che nell'orario dell'evento la strada è davvero molto trafficata. Torniamo in Alpago. Ieri la pioggia ha fatto cadere circa 100 metri cubi di materiale, la frana di Schiucaz si sta sgretolando ed è sempre più vicina alle case del piccolo borgo. La frana di Schiucaz continua a muoversi velocemente ed è sempre più vicina alle case. Ieri è piovuto incessantemente per l'intera giornata, sono caduti 100 metri cubi di materiale. La strada è ormai sommersa da fango e rocce e continua il via vai dei residenti che ogni mattina vanno lì per controllare la situazione. Questo abitante del paesino ci dice che senza casa non avrebbe più niente. L'unica soluzione, perché oggi abbiamo parlato pure per il risarcimento della casa, io col mutuo mi risarciscono con pochi spiccioli. Quindi lei che cosa ci ha detto? Io ripeto che preferisco morire là dentro, così forse prenderanno qualcosa i miei figli in futuro. Tu invece hai proprio un'attività, ci raccontavi, là in questo borgo? Noi vendiamo bibite, però siamo rimasti tagliati fuori da questo evento, non possiamo spostarci in nessun altro posto, la maggior parte della merce è rimasta ancora dentro e se non ci vengono incontro rischiamo di chiudere un'attività che va avanti da anni, da più di 60 anni e nessuno ci sta dando una mano, siamo abbandonati a noi stessi. È un'azienda agricola proprio appena aperta nel 2018, partito con molto entusiasmo, però con questo evento la vedo molto dura continuare con questo entusiasmo perché mi stanno proprio tagliando le gambe, le frane, la pioggia e sono impossibilitato a continuare la mia attività. Intanto i residenti sperano in una tregua del maltempo per poter assieme ai vigili del fuoco recuperare qualche cosa dalle case. Speriamo bene col maltempo qui e se dopo cessa un po' di poter entrare nelle nostre abitazioni e aziende a recuperare le più cose possibile e anche pensando male a fare una perizia di quello che è il valore che c'è dentro e della casa stessa, perché al momento che se per caso andesse giù come fai a stimarla sotto le macerie? Rimane ovviamente aperto per la Regione lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza che io ho firmato qualche settimana fa per me è aperto, è una soluzione di contiguità per cui alla fine verrà istruito con tutte le diverse realtà che abbiamo oggi e che avremo sotto gli occhi alla fine di questo stato di emergenza, per cui i cittadini segnalino alle amministrazioni i danni e cerchiamo poi di raccogliere tutto in un dossier unico. A presidiare l'area 24 ore su 24 i vigili urbani, i carabinieri per le attività antisciacallaggio e la protezione civile. E adesso due belle notizie. La prima riguarda Giorgio, lo ricorderete, il neonato abbandonato in una borsa nei pressi di un cimitero lo scorso 24 aprile. Ebbene, il Tribunale dei minorenni di Venezia ha concluso positivamente la pratica di adottabilità del piccolo, che, informa l'USL 5 Polesana, nei giorni scorsi è stato dimesso dalla neonatologia dell'ospedale di Rovigo ed è stato portato dai genitori nella sua nuova casa. La seconda invece riguarda un 35enne macellaio trevigiano che questa mattina all'alba ha salvato un'intera famiglia dall'incendio della loro abitazione. Ti considerano un po' il loro angelo custode? No, neanche un eroe, solo niente, ho fatto quello che doveva essere fatto. Mostra al figlio i titoli dei notiziari online e i messaggi WhatsApp. È l'eroe del giorno, suo malgrado. Sì, perché Endris Borsato, 35 anni, originario di Trevignano, anche se vive con la famiglia a Volpago, ha fatto molto di più che accorgersi di un incendio e avvisare le forze dell'ordine o chi in casa ancora dormiva. Ha portato fuori di peso un'anziana che non era in grado di camminare, rischiando sulla sua pelle. Stavo andando a lavoro e ho visto questa casa che andava a fuoco e mi sono fermato a dare aiuto. Ho collegato che il fuoco era al piano terra, ho pensato che i proprietari non se ne fossero accorti perché stavano dormendo, infatti era così. Sono andato avanti, ho provato a chiamare
Poi ho preso un bastone, un palo, non so, avevo trovato un arnese, ho colpito i balconi e lì sono usciti questi due anziani. Sono usciti, poi è uscita una terza persona, una signora, e poi quando ero al telefono con i vigili del fuoco mi hanno detto che c'era questa signora anziana dentro che non riusciva a camminare, quindi sono entrato, l'ho presa in braccio, le ho parlato un attimo, le ho detto tranquilla, l'ho presa in braccio e l'ho portata fuori e l'ho portata al sicuro, basta. Poi nel frattempo sono arrivati i pompieri. Endris è entrato, malgrado al telefono i vigili del fuoco, per la sua incolumità, gli avessero sconsigliato di farlo. Il vigile del fuoco che parlavo, quando ero in diretta, quando mi hanno detto che c'era questa disabile, mi aveva sconsigliato di entrare perché avevo paura, però ho visto che ce la potevo fare e quindi sono entrato e basta, è andata bene così. Il 35enne è convinto che senza il suo intervento gli occupanti della casa di Via Montello non ce l'avrebbero fatta. Dentro era buio, il fumo aveva invaso tutta la casa, quindi pochi minuti, anche perché dormivano e non sarebbero morti soffocati senza accorgersene. Vi ricordo gli appuntamenti questa sera 20:10 in studio Davide Borrelli di Più Europa e Eugenia Fortuni di Europa Verde. A seguire alle 21:15 in prima serata come ogni lunedì torna Ring, la politica alle corde, ospiti Marcello Bano della Lega, Alessandro Bisato del Partito Democratico, Angelo Bonelli di Europa Verde, Anthony Candiello del Movimento 5 Stelle, Luca Ciriani di Fratelli d'Italia ed Emanuele Crosato di Forza Italia. È davvero tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Le nostre regioni saranno ancora bersagliate da nuovi acquazzoni e la situazione è già piuttosto critica in alcune zone dopo le abbondanti piogge di questi giorni. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti. In nottata è previsto un lieve miglioramento. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime piuttosto gradevoli, comprese invece tra 19 e 23 gradi. Condizioni instabili anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni diffuse e localmente anche di moderata intensità, ma anche in questo caso migliorerà entro la notte. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime invece tra 16 e 18 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Avremo qualche piovasco su tutti i settori, poi migliorerà sulle aree settentrionali mentre continuerà a piovere altrove. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 22 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.